740 pagine, tanti omissis e molte indiscrezioni. La relazione finale della Guardia di Finanza sul Consorzio Venezia Nuova fa tremare la politica lagunare e non solo. Tangenti per la costruzione del Mose e finanziamenti non sempre leciti, scrivono le Fiamme Gialle, che arrivano addirittura a parlare di un sistema ben oliato che in un modo o nell'altro avrebbe sostenuto associazioni come quella fondata dal Presidente del Consiglio Enrico Letta o campagne elettorali come quella affrontata nel 2010 per la corsa a Cafarsetti, sia da Renato Brunetta, ora capogruppo del PDL alla Camera, sia da Giorgio Orsoni, attuale sindaco del capoluogo veneto. Credo si debbano preoccupare gli altri, quelli che vogliono montare delle cose che non esistono. Sindaco, ma più o meno dal Consorzio Venezia Nuova, lei ha avuto contributi? Io dal Consorzio direttamente non credo, anche se di queste cose si è occupato il mio mandatario elettorale. Lei comunque è tranquillo in merito all'inchiesta, intendo? Io sono tranquillissimo, forse c'è qualcun altro che è meno tranquillo e che vuole fare un po' di fumo. Una piccola curiosità, ci sono tanti omissis nella relazione della Guardia di Finanza, non però sul suo nome. Questo forse può far pensare che bisogna fare qualche fumo per coprire qualcun altro. Lei prima ha detto è una montatura, a chi si riferiva? Nel frattempo, in merito all'inchiesta sul Consorzio Venezia Nuova, anche la proposta provocazione lanciata dal governatore del Veneto, Luca Zaia, all'attuale presidente dell'ente, Mauro Fabris. Guardi, io innanzitutto non insinuo nessuna illegalità, penso che sia un comportamento legale, tant'è vero che vengono fatte le delibere dei consigli di amministrazione. Sono però a invitare il presidente Fabris a guardare tutte le scartoffie, gli archivi e magari farsi una bella lista di chi ha avuto i soldi, quantomeno toglie la curiosità e ci occupiamo ovviamente poi di altre partite, delle quali si sta occupando la magistratura. Però una proposta la potrei fare, iniziamo anche con un'altra lista alternativa, di chi non ha avuto i soldi, magari metteteci il mio nome per primo.